In Trieste, Friuli Venezia Giulia's fourth FVG Connect brings institutions and industry together around one common goal, building the digital infrastructure that will drive the region's future. Sono importanti perché sono momenti di confronto. FVG Connect, fra l'altro, è alla quarta edizione. In tutte le altre precedenti abbiamo parlato di come la Regione sta lavorando, e anche il Governo, tutta l'istituzione pubblica, per creare le autostrade attraverso cui gli operatori devono lavorare. Oggi è un momento di confronto in cui le aziende che operano nel territorio chiedono un attimino all'istituzione pubblica come lavorare meglio. La Regione è impegnata in un'ottica di sburocratizzazione, di tutte quelle attività che sono connesse soprattutto al digitale, perché oggi la competizione, lo sviluppo del territorio passa attraverso le reti digitali. Quindi è un momento non solo di confronto, ma anche per capire qual è lo scenario attraverso cui le aziende si muovono, in modo da poterle supportare meglio. Sì, questo è un evento molto importante, ci sono molte imprese fondamentali per il territorio, ovviamente il porto di Trieste e Monfalcone, e si parla di innovazione e gli effetti dell'innovazione sui territori, per cui sono molto contento di portare l'idea e la progettualità dei porti di Trieste e Monfalcone in questo evento.